Buon pomeriggio, un'altra puntata di preview, anticiperemo, proveremo a farlo, il derby di domenica che Telecolor trasmetterà in diretta, in esclusiva in chiaro, vale a dire ovviamente Trapani-Catania è l'argomento centrale della nostra trasmissione, ci occuperemo anche del Messina, lo faremo con i miei ospiti in studio, a partire alla mia sinistra da Carlo Breve. Ciao Carlo. Ciao Marco e buonasera a tutti. E poi ho il piacere per la prima parte della trasmissione di avere con me il responsabile delle produzioni sportive di Telecolor, Alberto Cicarini. Ciao Alberto. Buon pomeriggio Marco, ben trovato. E poi alla tua destra Ermanno Florio per il punto tattico, avremo tanto da raccontare anche oggi. Ciao Ermanno. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti. Così come ovviamente spero che avremo tanto da leggere da parte dei nostri telespettatori, lo farà come sempre per noi la splendida Anna. Ciao Anna. Ciao Marco, eccoci di nuovo qui. Io vi ricordo che se avete domande, considerazioni o osservazioni da voler condividere con noi potete scriverci al 342 77 12 855. Noi ritorniamo subito da te Anna, lo facciamo come al solito per fare il punto della situazione, per leggerci il programma della giornata, ovviamente a partire dalle partite di domani in cui sarà impegnato ad esempio il Messina, e poi la classifica. Anna, di nuovo a te. Vi presento la 34esima giornata di campionato che inizia domani alle 15 con Crotone Latina e Messina Altamura, alle 17:30 Casertana Foggia e Picerno Sorrento, domenica 30 marzo alle 15 Cerignola Monopoli e Trapani Catania, alle 17:30 Potenza Giuliano e alle 19:30 Avellino Benevento. Passiamo alla classifica. Avellino con 60 punti in testa, Cerignola 58, Monopoli 53, Crotone 48, Benevento 46, Catania, Potenza 44, Picerno 41, Cavese, Juventus Next Gen, Giuliano 38, Altamura 34, Sorrento Trapani 32, Foggia 30, Latina 28, Casertana 22 e Messina chiude la classifica con 16 punti. Grazie Anna, torneremo ovviamente fra poco con te anche per una parentesi social, ma io vorrei pregare la regia, come al solito puntuale, di ridarmi la classifica perché, vabbè, l'abbiamo spiegato ormai tante volte da quando è cambiato il campionato per questa classifica monca senza due squadre, che si chiude con le due squadre che in questo momento farebbero i play-out, cioè Casertana e Messina. Voglio coinvolgere subito Alberto Cicalini perché Alberto è arrivato, ci sono state delle decisioni in Consiglio federale perché sono stati stabiliti i principi per le nuove norme sulla sostenibilità economico-finanziaria e di quello che si discute sempre, fondamentalmente ogni anno, che potrebbero essere adottate già per la Serie C a partire dal campionato 26-27, ma sembra sempre che siamo in ritardo poi alla fine. Anche perché 26-27 non è il prossimo anno, Esattamente. Quindi insomma bisogna considerare che siamo in ritardo, siamo inteso come sistema calcio probabilmente, non so se questi nuovi parametri siano bastanti oggettivamente per risolvere quello che è il problema, che è lampante per quello che riguarda la Serie C di immediata percezione, perché quando togli due squadre durante il giorno di ritorno dalla classifica e azzeri i punti è chiaro che in qualche modo lo falsi il campionato, e anche questa volata nella quale ci saranno squadre che giocheranno 5 partite, altre 4, insomma è chiaro che viene un po' spalzato quello che è il percorso e lo sprint finale. Poi che tu riveda gli indici di liquidità, l'indebitamento, il costo del lavoro allargato, che sono i parametri che sono oggetto di questa rivisitazione, è sicuramente importante, come importante che monitori meglio il passaggio di proprietà, perché credo che il passaggio di proprietà sia uno dei nodi, dei punti dolenti, no? Spesso ci sono passaggi di proprietà ma le mani non sono sicure, le mani nuove tra virgolette, tanto quanto probabilmente erano sicure quelle vecchie, quindi insomma sicuramente questo è un altro passaggio da monitorare. Poi onestamente ti dico, io non so se questo basterà, resto dell'idea che forse 3 gironi da 20 squadre in Serie C siano comunque tanti. Ed è l'idea che un po' hanno tutti, ed è l'idea che ci facciamo da tempo, cioè ogni indicazione che arriva dalla federazione 2 o 3 anni fa, ti ricordi, si diceva finalmente tu le iscrizioni, tutto a posto, tutto tranquillo, e poi quest'anno si è arrivati a questo. Sì, guarda, ripeto, forse è anche un problema numerico, no? 60 squadre di Serie C, 60 squadre professionistiche devono avere dei parametri professionistici sia nell'ambito della gestione, e allora è chiaro che lì coinvolgiamo le società, sia sul piano dell'espressione tecnica, e qui insomma guardo Carlo, perché se sei professionista devi esprimere dei livelli, di un certo tipo di livelli di calcio, che non vuol dire il calcio spettacolare e quant'altro, però devi avere una struttura, e non vuol dire 11 giocatori, vuol dire un settore giovanile all'altezza, cioè una società professionistica vuol dire determinate cose. Ci sono 60 società di Serie C,
tali da giustificare una Lega Pro così ampia? Non lo so, è una domanda alla quale poi non ho una risposta pronta. Però dovremmo fare a Banani e tornei, Gravina probabilmente, sì, ma credo che non cambierà sotto questo punto di vista nell'immediatezza, la quantomeno. situazione, anche se in molti si schierano sull'idea che hai tu, ovviamente, che hai mostrato anche tu, di una riduzione di questo numero di squadre. Andiamo un po', ritorniamo a parlare del derby, anzi incominciamo a parlare del derby. Io lo voglio fare tramite Anna, perché sappiamo che sui social c'è il presidente del Trapani, Alberto e Carlo, noi leggiamo spesso i suoi post su X. Andiamo a leggere gli ultimi del tema, lo facciamo proprio con Anna. Ci scrive: sta tornando a casa. Domenica lo voglio vedere correre con la maglia del Trapani e guidarci alla vittoria. Bentornato Olli. Olli non è il vincitore di Sanremo, ma parla di Oliver Cragl. E scrive anche: entro stasera conto di dare un annuncio importante. Io non mollo. Domenica all-in sul derby. Capisco tutto, ma il trapanese vero, non polemico, deve venire allo stadio senza se e ma. Dobbiamo vincere ad ogni costo e ripartire, perché con 13 punti siamo matematicamente nei play-off. L'annuncio era quello di Cragl, ovviamente, perché il post era precedente all'arrivo di Cragl. Ne ha fatti tanti, di post ne fa uno al giorno pressappoco Antonini, accusando, che ad esempio l'ultimo era quello su Torrente, che diceva dovrebbe dimettersi, poi invece Torrente sarà regolarmente al suo posto. Sì, dopo la sconfitta di Cava ne ha fatti un paio significativi, esatto, di post o di tweet, una volta si diceva così, adesso si chiama X, no? Insomma, uno era all'indirizzo dell'allenatore Torrente, invocando le dimissioni. Torrente è ancora lì. L'altro riguarda Liotti, che è stato espulso, è stato sanzionato a livello, è stato sanzionato dal giudice sportivo, ma c'era anche la sanzione societaria che diceva, insomma, che il presidente voleva mettere fuori rosa il giocatore. Insomma, sicuramente molto attivo, sta cercando di caricare l'ambiente, di ricaricarlo, perché viene da 5 sconfitte consecutive. È chiaro che la situazione in panchina è precaria oggettivamente. È indubbiamente così. Infatti volevo coinvolgere Carlo perché sono due momenti diversi, no, in cui arrivano le squadre a questo derby, perché il Catania, basta guardare i numeri, il Catania proviene da 7 risultati utili consecutivi, mentre il Trapani arriva da 5 sconfitte consecutive, e dunque questo può influenzare l'approccio al derby delle due squadre? Sì, io mi ricordo la partita d'andata che è esattamente la situazione opposta, Catania che veniva da un periodo in chiaroscuro e Trapani che invece aveva inellato con mister Aronica, sì, forse il miglior periodo, no, della stagione, e il Catania fece una grande prestazione contro il Trapani, una vittoria convincente in un derby giocato veramente bene, con grande cattiveria, con grande voglia di vincere. Quindi quello di cui deve avere un attimo timore il Catania domenica è una situazione ambientale proprio dentro la squadra del Trapani, che queste 5 sconfitte consecutive possano aver creato quel veleno che può diventare pericoloso in una partita secca, perché il Trapani ha dei giocatori che in una partita secca possono far male. Fra poco tornerò da Anna per alcuni messaggi da casa. Ci dicono che dovrebbe esserci anche Pelligra, per cui ci sarà l'incrocio, ci potrebbe essere l'incrocio fra i presidenti. Pelligra, che ci dicono già essere in Italia, raggiungerà poi Trapani nella partita. Alberto, poi sarà anche occasione probabilmente per incontrarsi con i dirigenti del Catania e andare un po' oltre, andare un po' avanti alle intenzioni, perché poi i tifosi di questo parlano, no? Sono sempre state intenzioni, sto parlando di Torre del Grifo e di tutto il resto. Sì. Diciamo, la fase progettuale non si ferma mai, ed è chiaro che in questo momento, anche se la stagione è chiaro deve essere completata, parliamo del campo, ma c'è tutto un binario parallelo da portare avanti, quindi questo potrebbe essere, auspicabilmente potrebbe essere, insomma, un momento nel quale si compie qualche passo avanti in questo senso, e poi lo si comunica, tra l'altro, perché anche questo è importante. No? Anche questo è importante, vedremo che cosa succederà anche ad esempio per il direttore generale, perché anche di questo si parla spesso, i contatti continuano ancora con Zarbano, però chiaramente si deve arrivare poi a una soluzione, probabilmente il Consiglio d'amministrazione definirà anche questo. Voglio coinvolgere Ermanno perché sotto l'aspetto tecnico e tattico, poi ne parleremo, c'è anche il cambio in difesa, perché non c'è Di Gennaro, che è squalificato, e ci sarà Del Fabbro. È una cosa che secondo te tatticamente, tecnicamente soprattutto, cambia il Catania con
mettendo Del Fabbro al posto di Gennaro? Dal punto di vista tattico non cambia molto perché sono centrale per centrale. Avevamo parlato qualche settimana fa delle difficoltà di Del Fabbro a giocare come braccetto, quindi non proprio nella posizione centrale. La differenza tra i due giocatori è principalmente, come abbiamo detto anche scorsa settimana, dal punto di vista della personalità e del carisma dei due giocatori. Di Gennaro è un giocatore ormai leader, perno non solo della difesa ma proprio dello spogliatoio degli etnei, quindi sicuramente manca qualcosa dal punto di vista di sicurezza e consapevolezza, dal punto di vista caratteriale più che tecnico o tattico. Questo può essere la differenza. Vediamo che cosa ne pensano, se ne pensano qualcosa anche e soprattutto su questo i nostri telespettatori, e io torno da Anna. Sono già arrivati i primi messaggi sul derby, ci scrivono: sarò un super tifoso ma i momenti di Catania e Trapani sono opposti. Il Catania ne deve approfittare e portare a casa i 3 punti. Non c'è derby che tenga. E ancora, io sono convinto che a Trapani sarà dura, anche per la legge dei grandi numeri. Dopo 5 sconfitte consecutive vorranno rifarsi. E poi ci chiedono: buon pomeriggio, cosa ne pensate del divieto di accesso per i tifosi del Catania Calcio? Allora, intanto abbiamo visto come si divide, no, il tifo. C'è chi dice che dopo 5 sconfitte il Trapani si deve riprendere e poi invece no, sarà più facile per il Catania, perché ovviamente il tifoso è così. Sull'assenza dei tifosi del Catania, cosa ne pensate, Alberto e Carlo? Cosa ne pensiamo? Insomma, dico la mia, là il problema è legato neppure alla rivalità fra 2 tifoserie, ma al transito dei tifosi rossoazzurri verso Trapani. Passerebbe da Palermo, probabilmente, ci potrebbero essere problemi di ordine pubblico perché chi è responsabile rammenta dei precedenti di qualche anno fa. Certo, dispiace che il Catania giochi la metà, forse il 50% delle partite, arrotondo la percentuale, però insomma senza pubblico, e il discorso insomma è sempre lo stesso purtroppo, e torniamo a farlo ciclicamente. Ora non voglio fare populismo o demagogia, però oggettivamente in un caso in cui non c'è neppure rivalità fra le 2 tifoserie dispiace che poi ci sia un altro motivo, che non è pretestuoso, attenzione, perché questo è uno dei parametri in base ai quali si decidono queste cose, però è chiaro che insomma le limitazioni sono tante, tant'è vero che noi che seguiamo abitualmente il Catania, ogni settimana che c'è una trasferta ci chiediamo: ci sono i tifosi? Non ci sono i tifosi? Non ci saranno neppure a Cava dei Tirreni, per dirne un'altra che è la prossima, no? Lì per motivi proprio di rivalità diretta, di rivalità, Carlo, ovviamente andare noi ci saremo a Trapani non è la stessa cosa, in uno stadio senza le 2 tifoserie. Da calciatore e da allenatore e da tifoso, il derby, per me il derby deve essere colore. Ci devono essere i tifosi delle 2 squadre. Ma avete visto a Messina, no? Perché insomma l'abbiamo trasmesso in diretta esclusiva, insomma dispiaceva vedere uno stadio nel quale mancava la tifoseria avversaria. Poi era quella del Catania, ma il discorso valeva anche a parti invertite, ovviamente, certo. Ritornando all'aspetto, c'è un giocatore, ci sono 2 giocatori che stanno facendo molto bene secondo me nel Catania attuale. Uno è Quaini, che a centrocampo secondo me sta rendendo tantissimo, tanto non so se la pensate come me, da diventare insostituibili in questo momento in quella zona del campo. Sono perfettamente d'accordo. Uno tra i giocatori più in forma del Catania insieme a Gherardi, ha dato sostanza, ha dato veramente tanta solidità al centrocampo, energia che mancava, un giocatore fresco, giovane, affidabile e anche una discreta tecnica, ha riempito il centrocampo del Catania in questa parte di stagione. Mentre l'altro giocatore, appunto l'hai accennato tu, mentre Alberto tu su Quaini concordi su quello che ha detto Carlo? Concordo, scusate, ma mi piace sottolineare anche l'aspetto della professionalità di questo ragazzo, che è sempre misurato, calibrato. C'è stato un periodo in cui ha giocato poco, ha perso tutti i ballottaggi che poteva perdere oggettivamente, perché per un periodo ha giocato davvero poco, però insomma è un giocatore che ha mostrato una professionalità e questo insomma gli va riconosciuto, credo. L'altro giocatore che sta sorprendendo in questo periodo, anche considerando che era finito, l'hai citato tu poco fa, Carlo, era finito anche sul mercato a gennaio, è Gherardi. E il nostro Ermanno ha preparato anche una grafica, abbiamo fatto la nostra lente di ingrandimento proprio sul difensore del Catania. Sì, la volta scorsa, già scorsa settimana, avevamo un pochettino accennato qualcosa su Gherardi, abbiamo visto un po' la sua importanza anche dal punto di vista dei gol e anche il fatto che comunque non aveva una percentuale di titolarità dall'inizio del campionato molto alta. Questa settimana invece abbiamo fatto una grafica dove abbiamo aggiunto dei dati un pochettino più specifici e abbiamo visto come questo giocatore sia un giocatore che è altamente ritrovato e importante dal punto
punto di vista tattico e tecnico, sia per l'aspetto difensivo. Vediamo il 70% dei duelli aerei vinti, quindi un giocatore che sicuramente per stazza, per personalità, per anche struttura fisica è importante, non sia dal punto di vista difensivo sia dal punto di vista offensivo. L'abbiamo visto molto pericoloso anche settimana scorsa su qualche angolo. È un giocatore che vince il 55% dei duelli, è un giocatore che recupera 4,5 palloni a partita solo su intercetto, quindi non sull'1 contro 1, su duello vero e proprio. Ma soprattutto la cosa che mi ha colpito e mi ha in qualche modo rubato l'occhio è vedere un giocatore dalla sua prestanza fisica uscire con grande personalità, palla al piede. L'ha fatto a Messina, l'ha fatto anche col Crotone, andare spesso nella metà campo avversaria. Ho messo l'Hitmap proprio per questo, no? Vediamo come si mantenga la sua zona per lo più, però calca anche tanto la metà campo avversaria. Questo ci fa intendere che sia un giocatore che gli piace spingere anche con e senza palla nello sviluppo offensivo del Catania. E il dato che diciamo è alla base è proprio la media dei passaggi in avanti, cioè all'interno di una partita fa il 21,7 passaggi in avanti progressivi, i cosiddetti passaggi progressivi, che alzano molto il baricentro. Ovviamente alcuni di questi passaggi sicuramente saranno degli appoggi di 5-6 metri, però io ho visto fare col Crotone anche passaggi di 15-20 o dei lanci in avanti che hanno alzato molto il baricentro del Catania e soprattutto con una buona precisione, perché il 71% di questi passaggi in avanti sono passaggi riusciti. Quindi è un giocatore di grandissima, per adesso, qualità, che ci ha fatto vedere qualità sia difensiva ma anche importante nell'aspetto dello sviluppo offensivo. Erano delle qualità, Alberto e Carlo, che avevamo intravisto in Gherardi, soprattutto nelle prime partite di campionato, perché erano quelle che aveva giocato di più, quando il Catania, vi ricorderete, aveva una tenuta difensiva importante. Lui si era già messo in luce, poi appunto era finito un po' nel dimenticatoio. Forse anche per questo è stato ancora più bravo a riconquistarsi lo spazio. Ha avuto qualche problema fisico, sì. Poi secondo me le voci di mercato lo hanno un attimino distratto. Toscano l'ha tenuto proprio ai margini. Ha avuto questa fase di blackout, dopodiché è stato bravo piano piano a riconquistare la fiducia di Toscano. Adesso è uno dei perni, non si può rinunciare in questo momento a Gherardi. Sì, direi che se sta bene è uno dei titolari insieme a Di Gennaro. Forse il Catania in vista dei playoff deve trovare il terzo. Nel senso che se gioca a 3 e gioca a 3 fino a prova contraria, il terzo, il braccetto di sinistra per così dire, è un ruolo ancora un po' più in ballo, tra virgolette, in questo senso, e lo vedremo anche nella formazione di oggi. C'è Gega, c'è Allegretto. Sì. Secondo me Allegretto ha bisogno di un periodo di apprendistato, ha bisogno di... Hanno giocato in tanti, in quella posizione, ha giocato anche Anastasio in quella posizione, sì, è vero. Ha sempre c'è giocato il problema degli esterni, quindi comunque diciamo che secondo me 2/3 della difesa, se stanno bene, in condizioni ideali, ottimali, sono definiti. Il terzo, se mi perdonate il bisticcio di parole, è un po' da definire. Ci sta. A proposito di gioco di parole, chissà se ne farà qualcuno, anche qualche telespettatore da casa. Andiamo da Anna per sentire i messaggi e poi chiudiamo la prima parte della trasmissione. Il focus nei messaggi è su un giocatore che non abbiamo ancora menzionato oggi, ossia Inglese. Ci scrivono: abbiamo un'idea chiara su quando potrà essere disponibile Inglese, e ancora la partita con il Crotone ha testimoniato come senza Inglese questa squadra abbia difficoltà. Con lui al meglio nei playoff ci divertiremo. Allora, su Inglese, i tempi, sì, forse Avellino, io questa è una mia idea, direi più part-time con la Cavese. Però questa è una sensazione a cui questa è la risposta che mi sento di dare. Non so se secondo Alberto me i due messaggi contengono la risposta dell'altro, ecco. Nel senso che il Catania senza Inglese avrebbe difficoltà nei playoff, dunque tuteliamolo al meglio. Ecco perché Inglese viene preservato. Esattamente. Quindi non me l'aspetto nell'immediato in campo, c'è un'ottica di recupero del giocatore a pieni giri nei playoff, quando poi andrei a giocare partite nelle quali dovrei vincere, perché poi arriverà il momento in cui, anche se ti piazzi quinto all'inizio puoi giocare per il pareggio, prima o poi se vuoi andare avanti devi giocare una partita per vincere devi segnare, perdonate insomma il concetto della palissiano, ma così è, e insomma sappiamo bene che lì davanti l'unico che ti fa la differenza in questo senso è Inglese, quindi ecco perché non mi aspetto un rientro particolarmente sollecito. E perché alla fine, Carlo, il gioco deve valere la candela, no? Vale di più in questo momento fare qualche punto in più in classifica, o vale di più preservare un giocatore che poi nei playoff diventa fondamentale? In questo momento è importante ricostruire dal punto di vista fisico la tenuta di
di Inglese, eliminare questo intoppo, questo infortunio e portarlo gradualmente al top della condizione per i playoff. Mi sarebbe piaciuto citare, Marco, un altro calciatore del Catania che secondo me in questo periodo sta facendo veramente bene, se ne parla poco, anzi quasi si deride, ecco, ma Raimo secondo me in questo momento della stagione è uno tra i più Sono positivi. d'accordo con te. Fa benissimo la fase difensiva, è un martello, le qualità tecniche sono da giocatori di Lega Pro, non ce lo nascondiamo, però il ragazzo sta facendo veramente bene, non sta facendo rimpiangere assolutamente Guglielmotti. E lì quello è un nervo scoperto, Carlo, perché in vista dei playoff Raimo è l'unico giocatore di ruolo in quella posizione, quindi se non recupera Guglielmotti, i cui tempi di recupero non sono brevi purtroppo, lì hai un'unica soluzione, altrimenti devi adattare dei giocatori. E sta Vedi adattando Frisenna, ad Frisenna. esempio, che però è fuori ruolo in quella posizione. Chiaramente. È vero, ha fatto qualche volta nel settore E che giovanile. molti ma è un vorrebbero altro vedere mondo, nel suo ruolo, magari con Quaini. Chissà, potrebbe essere una coppia anche interessante. Sicuramente. Ci fermiamo qui, ritorniamo fra pochissimo perché ci collegheremo con Franco Cammarasana per fare un po' il punto da Trapani della situazione e poi andremo a conoscere un po' meglio l'avversario del Catania che già conosciamo, ma attraverso le analisi di Ermanno la conosceremo ancora meglio. A fra poco. Seconda parte della nostra preview, ci concentriamo sull'avversario del Catania che in questo caso si chiama Trapani, dunque per il derby che ci sarà domenica e lo ricordiamo che Telecolor trasmetterà in diretta con collegamenti a partire dalle 2 dal provinciale. Andiamo a vedere quello che è il rendimento del Trapani nelle ultime partite, l'abbiamo già detto, di solito ne facciamo vedere 5, sono 5 sconfitte per i Granata che avevano vinto il derby col Messina, prima di queste 5 partite perse che vedete, certo non con avversarie insignificanti, perché Trapani ha perso col Cirignola, ha perso col Monopoli, ha perso con l'Avellino. Il Giuliano non è certamente una squadra scarsa, così come la Cavese che si è rinforzato ulteriormente sul mercato, però chiedo ad Alberto e a Carlo 5 sconfitte consecutive. Restano 5 sconfitte consecutive. Sì, anche perché sei uscito dalla zona playoff, tra l'altro è arrivato nel momento in cui sono stati detratti i punti legati alle partite con Taranto Turris e il Trapani si è trovato totalmente fuori dalla zona playoff. 0 su 5 oggettivamente è un rendimento inadeguato per qualsiasi squadra, tant'è che lo ricordo, insomma, un po' il tema di questa partita per il Trapani sarà quello legato alla panchina, perché di fatto Torrente è un allenatore con un foglio di via nelle mani, quindi non so adesso vado da Carlo che insomma da allenatore sa leggere queste situazioni. Quanto è facile, cioè quanto è difficile mettersi in panchina Torrente sapendo dice, tutto questo. ho sentito le dichiarazioni di avere il gruppo dalla sua parte, quindi questo è il momento in cui il gruppo deve dimostrare di essere dalla parte dell'allenatore, perché non credo che gli sarebbe perdonata un'altra sconfitta, penso che sopravviverà un altro falso, sportivamente parlando, una sesta sconfitta di fila eventuale. Sarebbe pesante. Però vedendo anche le sconfitte, sono tutte sconfitte di misura. Trapani è una squadra viva, che sicuramente ha dei valori, ma soffre secondo me tutti questi cambi, tutti questi arrivi, partenze, non si è creata sicuramente un'identità e un grande feeling all'interno dello spogliatoio. Leggo questo. Andiamo a sentire se è così, magari come dici tu, lo chiediamo a Franco Cammarasana che è già collegato ci può dare lui con noi, magari appunto ci può dare qualche indicazione. Eccolo qua, lo vediamo. Ciao Franco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e ai tuoi ospiti. Io concordo perfettamente con l'analisi fatta poco fa, perché il Trapani è una squadra, ripeto, che sta soffrendo enormemente tutte le vicende che si sono susseguite, ma non di recente, ma dall'inizio della stagione. Io oserei dire anche dalla fine della scorsa stagione, da quando, ancora prima che finisse il campionato, il presidente Antonini ci disse in sala stampa: io confermo sin da adesso per la prossima stagione sia il tecnico che il direttore sportivo, puntando decisamente a vincere anche l'altro campionato. Un'affermazione che non soltanto a me sembrò azzardata, con tutte le conseguenze, e poi sappiamo, con la squadra totalmente smantellata in estate, rifatta poi a gennaio, a fine gennaio, 4 allenatori cambiati, manca la serenità. Tra l'altro una squadra che affronta una partita importante come il derby, anche per via della situazione che si è determinata in classifica, in una situazione non assolutamente serena,
con una pressione enorme, fra l'altro accentuata dalle dichiarazioni del presidente Antonini negli ultimi giorni, dalla vicenda Torrente, una squadra che soffre soprattutto rispetto alla squadra allestita prima. È una squadra fragile, lo ha dimostrato in queste ultime partite, dove giustamente non è che abbia demeritato molto, soprattutto nelle ultime due. La squadra ha giochicchiato anche sul piano fisico. Torrente l'ha portata a un rendimento discreto, perché si tratta tutti di giocatori, quei 15-16 arrivati a gennaio, tutti o che non avevano giocato o che avevano giocato male o addirittura reduci da infortuni, quindi riportare tutti sullo stesso livello sul piano atletico non è stato facile, e secondo me ancora non lo sono affatto in maniera completamente definita. E in ciò, ripeto, si aggiunge una situazione psicologica sicuramente deficitaria. Franco, parlerà Torrente prima della partita col Catania? Io ho controllato fino adesso, no. Oggi c'è stata una dichiarazione soltanto dell'ultimo arrivato, lo sapete già, è Oliver Clagen, che il presidente ha richiamato a sé, approfittando delle novità di quest'anno, dell'articolo 117 bis, delle norme organizzative interne alla Federcalcio. Uno dei giocatori che a mio avviso, ma a avviso di tutti, non dovevano essere mandati via alla fine della scorsa stagione, adesso è stato richiamato. Non lo so quale apporto può, soprattutto ma può partire dall'inizio, secondo te? Sì, perché proprio ieri la società ha fatto in modo che il giocatore sia in regola col tesseramento, e quindi a che porta dall'inizio, Marco, non ti saprei dire, perché ieri si è allenato, stamattina pure, ma a porte chiuse, quindi non sappiamo le intenzioni di Torrente, non sappiamo se Torrente parlerà domani come consuetudini. Io lo dubito, ma comunque vedremo, eventualmente ti farò sapere se domani nella tarda mattinata, dopo l'ultimo allenamento, Torrente sarà autorizzato a rilasciare dichiarazioni. C'è questa novità, ripeto, l'ultima novità è l'arrivo di Oliver Clagen, che sicuramente è un fatto nuovo. Certo. Ricordiamo che Clagen ha segnato 18 gol in 39 presenze e 10 assist a campionato Coppa Italia e Pool Scudetto nella stagione appunto vincente del Trapani. Franco, io per ora ti saluto, poi ci ritroviamo fra pochissimo, andiamo un po' più nel dettaglio invece di quella che sarà la probabile formazione della squadra granata per il derby con il Catania. Fra poco Franco Camarasana, ciao, dopo. No, dopo. Allora, io invece voglio farvi vedere come facciamo sempre, le statistiche a confronto, per andare un po' nel dettaglio e ricoinvolgere Ermanno e ovviamente tutti voi che siete seduti al tavolo. Poi torneremo ancora da Anna per i messaggi. Visto così, Ermanno, ti dico, vista anche perché vedete fra parentesi le classifiche relative ovviamente alle voci che vedete, sembra una partita d'alta classifica. Sì, sembra una partita d'alta classifica, ma soprattutto sembra una partita di squadre molto molto simili. Questo ovviamente i dati molte volte l'abbiamo visto un po' col Monopoli tempo fa, possono in qualche modo indirizzarci in maniera sbagliata sull'avversario o non darci delle indicazioni chiare. In questo caso mi piace un po' analizzare alcuni dati e cercare di intuire e capire anche un pochettino le caratteristiche sia tattiche che tecniche delle due squadre, cercando di riportare poi questo dal punto di vista poi dei dettagli video che vedremo successivamente. La cosa che salta subito all'occhio è la pericolosità sul tiro, quindi quelli che sono gli XG sul tiro, che sono praticamente quasi uguali del Trapani e del Catania, che sono prima e seconda in classifica rispettivamente. E questo perché? Perché i tiri sia del Catania che del Trapani vengono per lo più negli ultimi 16 metri, quindi nell'area avversaria. Ovviamente il tirare da una posizione ravvicinata aumenta il livello di pericolosità diciamo sul tiro, e questo si rivede poi su
quelli che sono i tocchi in area avversaria che sono molto alti sia dal punto di vista della squadra di Torrente sia dalla squadra di Toscano. Caratteristiche invece anche simili sono quelle della media sui lanci lunghi, che ci fanno intendere come le due squadre amino o preferiscano un tipo di gioco che si basa da una costruzione per lo più dal basso, evitando una palla verticale sui riferimenti offensivi, anche perché forse diciamo prima del mercato di gennaio con Lescano aveva un po' di fisicità maggiore il Trapani, con Anatriello forse qualcosina di questa fisicità è stata persa, però diciamo sono due squadre che amano più un palleggio dal basso, un fraseggio e una costruzione diciamo dalla propria metà campo per poi sviluppare in verticale. Altro dato che mi interessa è quello dei duelli aerei vinti, perché il Catania è primo per duelli aerei vinti, l'abbiamo visto prima anche con Gherardi, ma i duelli aerei Trapani è terzo. Il Trapani è terzo, ma questo sono diciamo dei dati che ci possono mettere in qualche modo la pulce nell'orecchio sul discorso del derby, che potrebbe essere, come quello che è stato col Messina, risolto anche con qualche episodio da calcio piazzato, un calcio d'angolo, una punizione laterale, che potrebbe essere anche quello un dato da non sottovalutare. Andremo poi nel merito appunto con i tagli che abbiamo preparato anche legati al Trapani. Carlo, con Ermanno abbiamo detto sono due squadre simili, no? Che preferiscono andare di palleggio, arrivare magari in area e concludere spesso e volentieri proprio dai 16 metri. Le differenze tu che cosa vedi fra le due squadre? Dove il Catania può insistere? Le identità. Il Catania è una squadra che ora ha un'identità. Sì. Ci ha messo tanto, i tanti infortuni hanno penalizzato questa identità della squadra, ma adesso è una squadra che ha consapevolezza, 7 risultati utili consecutivi gli hanno dato fiducia, andrà a Trapani per vincere il Catania. Il Trapani è una squadra che ha perso l'identità, così come il Catania l'anno scorso, con i tanti cambi Mi nel dicono mercato anche di del gennaio. Catania che è una squadra che ha fatto un po' più gruppo rispetto a quello che era successo, Ma è che chiaro, era successo tempo fa. dopo il mercato di gennaio il Catania è diventato squadra. Anche approfittando Il Trapani appunto no. il Trapani ancora no. L'esatto opposto. Andiamo da Anna, sentiamo altri messaggi da casa e poi torniamo a parlare del Trapani. Anche oggi sono arrivate delle domande per Mister Carlo, ci scrivono: buon pomeriggio, volevo chiedere a Carlo Breve che sensazioni ha riguardo i playoff, Enzo Curva Sud. Invece Antonio 64 ha seguito la puntata di settimana scorsa e ci scrive: il Mister Carlo disse scorsa settimana credo fortemente nel terzo posto, Vero. adesso qual è il suo commento? E ancora, ultima domanda, buon pomeriggio a tutti. Avrei delle considerazioni da porgere, ma per quanto riguarda le questioni centro sportivo e direttore generale, si sa qualcosa in più? Inoltre si è sparsa la voce di contatti con qualche direttore sportivo. Avete notizie in merito? Complimenti a voi e alla bravissima Anna. Allora, io non ho detto credo fortemente nel terzo posto, ho detto non è utopistico se il Catania batte il Crotone puntare al terzo posto. Ora che il Catania ha battuto il Crotone, ecco, è chiaro che non è più non è utopistico pensare. Diciamo che Adesso l'obiettivo può diventare il Benevento in questo momento, che è lì chiaro, quella vinto. Esatto. E il anche un pareggio brutto ha un calendario, pochino sì. rallentato la corsa, è chiaro. Se avesse vinto, perché no? Ancora si poteva sperare facendo tante vittorie consecutive. Poi l'altra domanda Le era altre domande legata sono ai playoff. Sì. Se il Catania arriva con l'organico al top della condizione, recupera Dal Monte, recupera Inglese, e il Catania diventa una squadra che ai playoff è una delle squadre più forti. Centro sportivo, direttore generale, Alberto, possiamo dire che ci uniamo, diciamo qualcosa insieme, prima che da te e poi in Diciamo che casa giù. aspettiamo l'arrivo di Pelliga Esatto. per avere qualche novità, perché insomma quello è il passaggio fondamentalmente. Sappiamo il punto a cui siamo arrivati, ci aspettiamo però delle novità sul piano della programmazione, perché lì non c'è stagione, non c'è momento della stagione che tenga, a prescindere dalla fase del campionato. Ricordiamo che ci sarà appunto per la 7ª volta per quanto riguarda l'asta, poi per Torre del Grifo bisognerà vedere se ci sarà intenzione di partecipare, se andrà deserta, se poi ci sarà una trattativa privata, fra virgolette, per arrivare eventualmente al centro sportivo. Per il direttore generale sapete il nome, che è quello più in voga, è quello certamente più voluto dalla dirigenza, ma chiaramente poi bisognerà fare i conti veramente sul serio, i conti anche economici sotto tanti punti di vista, e molto poi dipenderà sul direttore sportivo. Chiaramente in questo momento c'è un direttore sportivo, c'è un assistente del direttore sportivo, stiamo parlando chiaramente di Faggiano e di Pastore,
Ma chiaramente poi bisognerà capire cosa deciderà di fare la dirigenza per il futuro. Bisognerà No? vedere intanto come sta Faggiano, al quale cogliamo sempre l'occasione per rivolgere i nostri migliori auguri. Non credo che resteranno Faggiano e Pastore, Sì. quindi se Faggiano sarà in condizione di continuare, insomma, l'esperienza di Pastore potrebbe essersi conclusa, viceversa la dinamica potrebbe cambiare, però quello insomma è soggetto anche alle condizioni di salute di Faggiano, quindi insomma aspettiamo e rinnoviamo gli auguri. Aspettiamo ovviamente e tenteremo di capire, appena abbiamo notizie che siano veramente notizie, non pur parler, chiaramente ve le daremo. Torniamo al discorso del Trapani, caro Ermanno, per cui torno da te per andare a vedere un po' più da vicino la squadra attraverso i tagli che hai fatto. Partiamo sempre dalla fase di non possesso e partiamo dai cross. Perché hanno dimostrato questa difesa a 4 di Toscano, tu hai analizzato di Torrente, hai analizzato le ultime partite dei Granata, difficoltà appunto proprio sulle palle laterali. Quando il mister parla, no, di una mancanza di anche collaborazione e di conoscenza tra i vari singoli, lo si vede tanto poi soprattutto nell'aspetto del non possesso, nell'aspetto della protezione della porta e diciamo i tagli che faremo vedere in questo momento Andiamo proprio al taglio numero 1. Sono proprio un forte simbolo di questa mancanza di coesione. Qua vediamo proprio con la Cavese su un cross laterale tantissimi uomini del Trapani dentro area, ma ci sono tante disattenzioni e soprattutto troppe assenze di marcatura, quindi tanti giocatori che non marcano l'uomo e poi su delle seconde palle confuse arriva quasi al gol la Cavese al 28esimo. Qui invece è proprio la situazione, se non sbaglio, del gol dove la linea si muove, si alza ma guarda solamente la palla, non ha riferimento completamente dei vari interpreti offensivi in maglia blu e qui poi su questa palla sul secondo palo sia il portiere che il terzino sono un pochettino incerti e si crea il gol del vantaggio della Cavese. Qui invece anche qui ci sono addirittura che bucoli, sì, però addirittura ci sono 7 giocatori in linea a difesa della porta, i soli 4 giocatori del Giuliano con un buco, con una voragine centrale riescono su una seconda palla a riconquistare, a fare il gol del valido per l'1-0. Sono situazioni che abbiamo visto spesso comunque anche nei tagli di tante squadre, no? Che appunto magari non riescono, cioè magari sono concentrate sulla difesa ma poi lasciano degli spazi notevoli. Sì, diciamo che è un po' una caratteristica della Serie C, no? Soprattutto la ricerca dei cross, sì. Diciamo, è qualcosa che si è vista in tutte le diciamo, le formazioni della Serie C fino a qui analizzate. La differenza poi che fa tra una squadra di alta classifica e una squadra di bassa classifica la fa proprio questa limitazione di disattenzione, limitazione di concessione di spazio, certo. Soprattutto su queste palle aeree. Per esempio del Crotone abbiamo visto come esempio lampante, invece su queste palle aeree erano molto compatti, riuscivano a leggerle bene, a leggerle in anticipo, o anche lo stesso Cerignola quando è stata analizzata era sempre ben posizionata. Ma qui Armando, correggimi se sbaglio, il problema più che la copertura degli spazi o oltre la copertura degli spazi mi sembra la carenza di reattività, perché i giocatori ci sono, l'area è riempita, ma insomma la lettura è un po' insufficiente, credo, no? Sì, assolutamente, anche perché i uomini a livello di densità, come vedi, sono più maglie bianche o granata che avversarie, però lì sì è un discorso di reattività. Ecco perché dico, non è tanto il discorso della marcatura quanto il discorso avere 10 uomini in area ma se non sono reattivi, esatto. Se invece è reattivo come non so Carnielutti del Crotone che ha fatto una chiusura nel finale di partita, vale mezzo gol quello, forse anche 3/4 di gol, ecco, insomma. Il tuo secondo taglio poi Ermanno un po' si collega a questo, perché sì è vero la difesa ma chiaramente c'è anche il centrocampo e queste due linee spesso e volentieri sono un po' statiche, no? E lasciano degli spazi in mezzo. Sì, ancora di più il discorso della diciamo reattività, perché quando crei un buco così grande vuol dire che o una o l'altra linea diciamo difensiva, in questo caso la linea difensiva, la linea di centrocampo non è veloce a comprendere diciamo lo spazio da chiudere o comunque i punti tra le linee che potrebbero in qualche modo dare fastidio dare fastidio o giovare all'avversario. E qui vediamo infatti delle situazioni dove si creano, ci sono questi spazi centrali, spazi tra le linee che creano diversa pericolosità. Qui vediamo proprio le due linee
un po' piatte, un po' statiche, soprattutto a coprire quelli che sono gli spazi e soprattutto a marcare un pochettino l'uomo o a limitarlo nello sviluppo. Qui addirittura vediamo Patierno, questo visto qui su questo cono di luce, il centrocampo così come la difesa rimane un pochettino statica e bloccata, poi esce all'ultimo, addirittura spezza la linea il centrale di difesa, facilmente con un'imbucata trovano il 2-0. Questo è un po' una mancanza da parte sia della difesa sia del centrocampo. Qui addirittura, come vedi Alberto, 6-7 giocatori dentro area in linea, però se poi non vai a mettere marcare 11, ma se poi rimani piantato lì dove sei, insomma. E poi nel frattempo, oltre al giocatore che poi di testa fa gol, c'è poi sempre il cosiddetto buco centrale alla fine, perché esatto, gli inserimenti possono essere premiati in sì, quel caso. ma diciamo il mister penso sa benissimo marcare a zona, in linea è un pochettino più difficoltoso rispetto a marcare in maniera linea con le sempre linee mal spaziali. posizionata, cioè Sì. non c'è una diagonale, non c'è un triangolo, non si capisce come stanno marcando, ma poi è strano perché la difesa è l'unico reparto che è stato toccato meno dal Trapani, è vero. che sono quasi tutti gli stessi del girone d'andata, difensori di esperienza, difensori importanti. Però magari il modo di difendere complessivo della squadra è cambiato. E forse le sul coperture, modo- le protezioni del Esatto. centrocampo non sono le Sul stesse. modo di difendere interviene anche il terzo taglio che Ermanno ha preparato, perché ci sono delle volte in cui la difesa del Trapani poi si sbilancia. Sì, no? ovviamente sono delle situazioni un pochettino Particolari, perché, diciamo. perché sì, perché il primo taglio, la prima clip è sul 2-1 già della Cavese, quindi al 93esimo la squadra era molto sbilanciata, però ti faccio vedere più che altro una situazione di 2 contro 1 a favore, come la perdita poi di un 1 contro 1, diciamo, diventa non 2 proprio contro 1 perfetto, diventa 2 contro 1 avversario. Ovviamente la difesa è molto sbilanciata, non erano neanche molto in questo caso resistenti a ritornare indietro. Qui invece sull'1-1 col Giuliano, dove si crea un 3 contro 3, anche se vari giocatori del Trapani stanno rientrando in posizione. Poi su questa giocata vediamo addirittura 3. C'è l'1 contro 1, ma gli altri 2 guardano solo la palla e vanno sull'uomo, lasciando completamente libero il giocatore dentro area. Poi qui anche fortunosa l'azione del Giuliano e si trova il 2-1, che poi sarà il 2-1 finale. Però vedi, non è tanto un discorso di mancanza di bravura da parte dei singoli, perché il mister alcuni li conosce anche abbastanza bene, sono giocatori di esperienza, sono giocatori comunque di qualità e di categoria, però molte volte la cosa che fa la differenza è l'attenzione e la cura di alcuni particolari. Ci ritorniamo sul Trapani fra pochissimo per parlare invece della fase di possesso. Io invece torno da Anna per alcuni commenti e anche domande da casa. Eccomi con altri messaggi che toccano tutti argomenti diversi. Iniziamo con questo. A mio avviso l'assenza di Di Gennaro è importante. Del Fabbro e chi per lui non sono all'altezza di poterlo rimpiazzare, garantendo prestazioni dello stesso tipo. E ancora, reputo che sia il caso di dare un po' di riposo a De Rose. Di Tacchio può partire dall'inizio? Altra domanda, mi spiegate l'arrivo di Colombino? Giusto trovare spazio per un'alta professionalità, ma perché ora? Allora, partiamo da Del Fabbro. Ne ha parlato. Secondo me ha fatto delle buone prestazioni Del Fabbro, fin quando ha sostituito Di Gennaro. Sì. Meno da braccetto, più da centrale la difesa. Non è un braccetto, da centrale oggettivamente ha fatto il titolare sempre... Di Gennaro, probabilmente il difensore di maggior Esatto. affidamento, è squalificato. Del Non è Fabbro che ha fatto puoi fare bene, non l'ha diversamente, fatto ecco. rimpiangere finora. Questo su Del Fabbro. Su De Rose ha bisogno, Sono secondo d'accordo, voi, potrebbe aver bisogno Potrebbe starci un momento centrocampo più muscolare, rifiato. anche perché ricordiamo che Di Tacchio è in fase di recupero, sta meglio, quindi insomma Di Tacchio Ma ci sono le alternative? è un C'è potenziale, Frisenna, c'è c'è anche Di Frisenna. Tacchio. Ripeto, Di Tacchio quando è mancato si è sentito, se sta sì. bene è un titolare di questa squadra, quindi poi il concetto di titolare può essere più o meno sfumato, però insomma sicuramente è un'opzione valida, quindi potrebbe anche essere un'opzione per Trapani, un centrocampo più muscolare con Quaini e Di Tacchio, ad esempio, per dirne uno. Ma toglierà De Rose, secondo voi? Cioè, De Rose non è l'uomo che poi in tanti appunto credo hanno che sempre definito l'allenatore in campo di Toscano. Sì, ma l'intelligenza di un tecnico secondo me sta anche nel capire quando un giocatore che magari su cui tu punti tanto ha bisogno un attimino di rifiatare.
Ma li vedremo tutti in campo comunque. Li vedrà, sì, se non certo. dall'inizio, Se non durante la da lì è partita, chiaro, sono è chiaro convinto questo. che insomma... Per quanto riguarda invece Colombino, vabbè, sì, va detto che era sotto contratto. Sotto contratto. Per Staff cui, di Lucarelli. Esattamente, è stato richiamato anche per questo, una persona in più, anche perché Castello, che poi il preparatore ha detto al recupero degli infortunati, chiaramente magari quando è in campo c'è bisogno di qualcuno che lavori anche in palestra, ecco perché appunto richiamare Colombino può essere stata un'idea per colmare insomma una mancanza. Sì, diciamo un segnale anche da parte della società, ha detto faremo qualcosa in questo senso, aggiungi un professionista che avevi in realtà già a libro paga, poi là il nodo secondo me è la metodologia di lavoro, perché ciascuno ha la sua. Colombino fa parte di un altro tipo di staff perché viene dallo staff di Lucarelli e tra professionisti poi bisogna trovare un punto di incontro per dare omogeneità al lavoro naturalmente, ma parliamo di professionisti. Lucarelli, che fa parte insieme al suo staff, ha un contratto che è in vigore fino alla stagione prossima, lo ricordiamo con il Catania in questo momento. Fase di possesso per il Trapani, sulle ripartenze diciamo pressione anche sul portatore avversario, no? Sul portatore di palla avversario. Questa è una buona differenza che dai dati non si vedeva tra il Trapani e il Catania, secondo me, perché il Trapani ultimamente ha fatto di un suo punto di forza proprio queste ripartenze veloci. Qui è una transizione che nasce da un calcio d'angolo della Cavese, dove sono sia Anatriello che conduce il pallone che Toscano che gli fa il movimento a ripartire velocemente verso la porta avversaria. Qui Anatriello un pochettino si era isolato un 2 contro 1, poi si va a isolare invece lui su uno spazio di campo differente, fa uno scarico e c'è un tiro da fuori. Qua invece una pressione molto alta sia di Anatriello ma anche soprattutto di Piovanello, e qui poi è proprio Piovanello che va in conduzione e si crea una situazione di 2 contro 1 più 1 perché c'è il giocatore che ha perso palla che sta andando a recuperare, e qui è una caratteristica importante dal punto di vista fisico del giocatore diciamo di Torrente, che poi va a calciare di punta col sinistro e non trova diciamo la via della rete. Qui invece una situazione sempre molto simile a quello della Cavese, dove sono forti in uscita sempre qui Piovanello, proprio lui, e c'è un 1 contro 1 a campo aperto che poi viene sfruttato in maniera ottimale dagli uomini di Torrente. Però questa è una situazione su cui il Trapani secondo me può portare in qualche modo in difficoltà, può mettere in difficoltà in qualche modo i giocatori del Catania. Andiamo poi invece all'ultima che riguarda il tiro da fuori. Dicevamo di una squadra che come il Catania ama appunto andare a conclusione più vicino, però c'è anche la possibilità di sfruttare il tiro da fuori. Poi adesso con Kragl magari è uno specialista, tira veramente molto forte. Sì. Esattamente. Vabbè, sicuramente non mi è venuto molto semplice analizzare delle azioni offensive del Trapani, perché a parte questa costante della ripartenza e della transizione positiva, diciamo i 2 gol nelle ultime 5 partite non mi hanno avvantaggiato il lavoro, quindi un'analisi che ho fatto è proprio quello del tiro da fuori, soprattutto dei centrocampisti. Qua vediamo Piovanello che gioca bene di spalle e gioca a rimorchio sul compagno, ed è proprio Carraro che anche lui ha un buon mancino che calcia di prima intenzione verso la porta e trova la rete del momentaneo 1-0. E qui invece è l'altro, un giocatore nuovo, è Segberg, che non è proprio un grande tiratore, che qui calcia da fuori. Però la cosa che volevo analizzare non è tanto il tiro da fuori quanto anche un pochettino la mancanza di lucidità e gestione dello sviluppo aveva altre offensivo. possibilità, diciamo, tre possibilità con 3 appoggi vicini che comunque stavano facendo dei movimenti tutti differenti per attaccare la porta. Alle volte quando manca lucidità e manca diciamo concretezza dal punto di vista difensivo, può mancare anche dal punto di vista offensivo, con qualche azione un po' diciamo frenetica. Ecco. Per dovere di cronaca diciamo che tutte le clip che riguardano la partita, quasi tutte le clip che riguardano la partita con la Cavese, riguardano una situazione di inferiorità numerica, perché è stato espulso quasi subito Liotti, quindi ovviamente soprattutto sulla fase difensiva 11° del primo tempo va considerato questo aspetto oggettivamente. È ovvio. Noi ci fermiamo. Io volevo salutare Alberto Cicarini che deve scappare per andare a lavorare anche sul sito la siciliaweb.it. Grazie Alberto per essere stato con noi. Ci vediamo domenica dalle 14 diretta stadio. E noi ci fermiamo, invece ci ritroviamo fra pochissimo, torneremo da Franco Cammarasana, poi daremo spazio anche ovviamente al Messina che c'ha una partita molto importante domani. A fra poco.
Eccoci di nuovo in studio, io vorrei tornare subito dal nostro Franco Cammarasana perché andiamo a dare un po' quella che può essere la probabile formazione, poi la vedremo ovviamente nella fine della nostra trasmissione come facciamo d'abitudine insieme a quella del Catania. Franco, dunque io torno da te, dammi un po' di l'idea di quella che può essere, di quelle che possono essere le decisioni di Torrente. Ovviamente sappiamo che domani c'è la rifinitura e che chiaramente anche Torrente, diciamo, il suo compito non è certamente facile dopo le parole di Antonini. E tra l'altro vorrei aggiungere che l'analisi, oserei dire l'autopsia al sistema difensivo del Trapani fatta da Ermanno e dalla spiegazione di questa serie di sconfitte del Trapani Calcio, soprattutto nelle ultime partite. A parte ciò, il Trapani soffre maledettamente anche sui valori alti, sia nei calci d'angolo che sui calci piazzati, sugli spioventi in area, mancanza di concentrazione e non solo, a mio avviso. Detto questo, andiamo alla probabile formazione. Conferma, perché Torrente ha detto nelle ultime settimane che lui vuole insistere con il 4-3-3, non ci dovrebbero essere grossissime novità, a mio avviso, per quanto riguarda il sistema difensivo, perché è vero che non c'è Liotti, però rientra nella sua disponibilità Benedetti, che è stato tenuto potenzialmente a riposo la settimana scorsa, quindi in difesa oltre al portiere Oikai dovrebbero giocare Celiento, Silvestri, Sabatino oppure Maono, questa è un'altra alternativa, e poi Benedetti sulla fascia opposta. A centrocampo io ho inserito Krag, anche perché lo hanno preso per questo, per giocare da subito, e quindi potrebbe anche giocare assieme a Toscano e a Carraro a centrocampo. L'alternativa quale potrebbe essere? Quella di utilizzare ancora Segberg, sì. Però il norvegese non è che finora abbia dato un grandissimo apporto al gioco del centrocampo del Trapani. E poi in avanti, ripeto, le alternative sono diverse, ma si tratta tutti di giovani che hanno dato dimostrazione di andare a fasi alterne, come quasi tutti i giovani, magari giovani di qualità, però non quella assiduità nel rendimento che il Trapani dovrebbe avere in questo periodo decisivo per la sua stagione. E quindi con Ciuferri, Anatrello centro e Piovanello. Ripeto, ci sono le alternative, ma ripeto, come Stensrud, l'altro norvegese, come Aka, però ripeto, sono alternative che di solito Torrente utilizza a partita iniziata, ecco. Vedremo appunto, certamente un po' ricalca questa formazione che abbiamo visto, tranne l'aggiunta di Krag, soprattutto per ciò che concerne centrocampo e attacco, quello che abbiamo visto nelle ultime partite del Trapani. Franco, io intanto ti ringrazio come sempre, ci ritroviamo nelle prossime puntate di Preview, ovviamente al telegiornale per tutte le informazioni sul Trapani. Ciao Franco Cammarasana, grazie. Ciao, buon pomeriggio, ciao. Allora, rientriamo in studio in attesa di avere Triolo per parlare del Messina. Io tornerei invece sul Catania per vedere un po' quello che è successo nella partita con il Crotone, anche attraverso i tagli preparati da Ermanno, per cui vediamo se nel Trapani abbiamo visto delle difficoltà, insomma, anche nell'atteggiamento difensivo in taluni casi. Sul Catania, a proposito di quello che dicevamo prima, del gruppo che secondo me si sta creando, c'è anche una collaborazione. Lo vediamo nel primo taglio che ha preparato Ermanno per noi. Sì, diciamo l'importanza di collaborare in difesa è una cosa fondamentale. Qui vediamo proprio la linea 3+2, in realtà una linea 5, dove ogni giocatore c'è il suo riferimento vicino, poi c'è Di Gennaro che esce in pressione, è molto bravo qua l'attaccante a far questo velo, a far scorrere il pallone. Gega non è benissimo posizionato, non è posizionato nella chiusura del taglio interno, in qualche modo si fa anticipare sia per postura che per tempistica da Tumminello,
però è fondamentale il lavoro, ecco il lavoro di collaborazione, ecco il lavoro degli interpreti che lavorano uno per l'altro e uno con l'altro, e qui è fondamentale questa chiusura poi di Gherardi, che comprende le difficoltà e in qualche modo la non corretta postura del compagno, e fa una corsa veloce, uno scatto, un taglio in chiusura, in copertura dello spazio, rendendo difficile la giocata poi di Tumminello. Quindi questa è un ottimo esempio, un ottimo spunto importante per comprendere proprio in chiaro anche quello che è il miglioramento e la maturazione del reparto difensivo del Catania, che è già al secondo clean sheet di fila. E questo dimostra anche appunto la crescita del giocatore e la crescita proprio, Carlo, appunto di quello che abbiamo detto, perché poi queste cose le fai quando sei tu in fiducia e quando vuoi aiutare i tuoi compagni di squadra. È attento, è concentrato, sta bene, lo dimostra tutte le volte che si proietta in avanti, quindi giocatore che sente la fiducia dell'ambiente, della squadra, del tecnico, e sta dando il meglio di sé in questo momento. Sì, ma diciamo che gli riesce anche qualcosa che forse possibilmente prima neanche pensava, perché un giocatore, poi mister, tu hai lavorato con i professionisti, quindi professionisti o semiprofessionisti, sai cosa vuol dire quando stai bene, quando sei in fiducia, anche la giocata un pochettino più difficile, già arrivare a pensarla è una cosa importante, farla è un simbolo, un emblema di quello che è una consapevolezza importante. Vediamo nel secondo taglio invece, Ermanno, una situazione a cui prestare attenzione, ecco, per quanto riguarda il Catania. Te l'ho inserita anche perché è in contrapposizione proprio con il taglio 4 che abbiamo visto poc'anzi sulla ripartenza con pressione alta del Trapani. Questo è una situazione proprio di ripartenza invece del Crotone, dove addirittura in difesa trovavamo Stoppa e Gimenez. Stoppa qui fa una scelta al di fuori da qualsiasi principio tattico, lascia completamente il suo uomo con 50-60 metri alle spalle per andare in una pressione dove i tempi e spazi non ti permettevano di arrivare sul pallone, e poi si ritrova Gimenez in 1 contro 1 con un bravissimo giocatore, il classe 2004 Silva del Crotone, che per fortuna dei tifosi, diciamo, attenei la mette Si sono ritrovati, diciamo, fuori. Stoppa e Jimenez in una situazione, in una posizione di campo e soprattutto difensiva, non loro. Perché quella è un calcio di punizione a favore. Esattamente. Quindi Stoppa ha battuto la punizione, c'è stato l'intercetto della difesa avversaria. Sono i momenti più pericolosi quelli, dove puoi prendere ripartenza che può essere letale. Lì ha sbagliato ad andare incontro, deve scappare insieme agli altri compagni, non sarebbe successo nulla, si sarebbe creato un 2 contro 1. Un 2 contro 1, invece un 3 contro 2. si è presentato Diciamo che non era favorito da Silva, 1 contro 1, da Silva fa paura. Ma anche perché appunto magari Stoppa non è proprio adatto a quel tipo di anche azione. nell'1 contro 1, diciamo, finale si vede Gimenez che comunque non gli chiude il sinistro, lascia un calciare, quasi lo lascia rientrare dentro l'area. Quelle sono, diciamo, delle situazioni dove è difficile già per un difensore centrale o per un giocatore difensivo. Per dei giocatori come Gimenez e Stoppa, che hanno diciamo, le loro caratteristiche diciamo, di spicco, sono più offensive che difensive, sicuramente un pericolo scampato. Torno da Anna per alcuni messaggi ancora e poi andremo alla fase di possesso del Catania. Anna. Anche nei messaggi si torna a parlare di Catania e Trapani con Salvo Abbonato Tribuna A, che ci scrive: buongiorno, domenica è un'ulteriore prova di maturità da parte del Catania. Occorre un approccio agonistico feroce e portare a casa una vittoria che darebbe stimoli importanti per i play-off. Desideravo sapere se si può andare da Catania a Trapani passando per Agrigento per poter assistere alla partita da Pasquale da San Gregorio. E ancora, ho notato che il Trapani in 5 partite ha segnato 2 volte, pertanto spero per il Catania che il Trapani si trovi in difficoltà in attacco. E ancora, buon pomeriggio, si può dire che al Trapani è successo la stessa cosa del Catania lo scorso anno ai tempi di Lucarelli. Allora, partiamo da qui. È così, no, Carlo? Perfettamente d'accordo. È quello che è successo in quel momento, una sorta di cortocircuito. È il cuore della problematica del Trapani di quest'anno. Rispondo al telespettatore da San Gregorio: no, non potete andare da Agrigento, per il divieto di vendita è per i residenti in provincia di Catania, per cui chiaramente in qualsiasi modo si arrivi nella città di Trapani, se si è residenti della provincia di Catania non si possono acquistare i biglietti, per cui evitate. Sull'agonismo, vabbè, sì, è quello, no?
Una partita da affrontare così come hanno affrontato in quest'ultimo periodo il Catania, come il derby di Messina, partite sentite, partite difficili, soprattutto perché incontri una squadra che avrà il sangue agli occhi e che, se come si dice vuole difendere il proprio allenatore ed ha l'ultima chance, si giocheranno il tutto per tutto. Quindi ci aspettiamo un avvio forte del Trapani. Il Catania dovrà rispondere con grande attenzione, e colpire con cinismo più da squadra. Marco, se mi permetti, c'era l'altra domanda che parlava dell'attacco del Trapani, ha sottolineato il dato di 2 gol nelle ultime 5 che già avevamo sottolineato anche però noi. non è un attacco da sottovalutare. Il mister poi penso che in qualche modo le ha già analizzate e li conosce. Giocatori come Ciuferri e Anatriello, entrambi 2004, sono uno ex Roma, Ciuferri, che ci ha fatto vedere grosse qualità offensive, un giocatore che in qualche modo ricorda sia Dal Monte che Stoppa per le qualità, soprattutto nel breve, ed è un giocatore scuola Roma, un 2004 ex Giuliano, un giocatore davvero forte, secondo me un giocatore anche che potrebbe calcare qualche categoria di maggior livello. Anatriello, anche lui 2004, che ci ha fatto vedere cose importantissime e ottime dal punto di vista offensivo a Messina, e anche lui scuola Bologna, in prestito al Bologna. E poi c'è Piovanello, che comunque non è da sottovalutare, abbiamo visto qualcosina prima nel taglio. È un giocatore, davanti sono tre giovani, perché un 2002-2004, certo, non c'è Lescano, ma non c'è Lescano, è chiaro, però i giocatori ci sono. I giocatori ci sono e hanno grande qualità. Ovviamente sono dei giocatori giovani che però, se motivati nel modo giusto, possono dare parecchio filo da torcere. Allora io ritorno da te fra poco, Ermanno, per ritornare invece proprio alla fase di possesso del Catania, perché prima vado da Francesco Triolo, perché è importante la partita che attende il Messina domani con l'Altamura. Per il Messina sono tutti spareggi, Ciccio, ma è chiaro che bisogna crederci fino alla fine, come ha dimostrato nell'ultima gara e anche col Catania nella precedente, la squadra di Banchieri. Ciao Ciccio. Ben trovati, buon pomeriggio, dice da Messina. Sì, hai detto bene tu, sono tutti spareggi, non si può più far di conto guardando l'avversario, ma bisogna guardare partita per partita. È una gara, possiamo dire, decisiva, quella del Messina contro il team Altamura, perché comunque ti può dare quello slancio e quella continuità che la vittoria di Giuliano ha dato, quell'entusiasmo che comunque in settimana è stato coltivato soprattutto in casa Messina. È una partita tosta, perché l'avversario non è dei più semplici. Il Messina ci arriva con qualche difficoltà dal punto di vista degli uomini, considerato che non tutti stanno benissimo. Gelli, Marino, anche lì hanno qualche acciacco, quindi bisogna capire chi potrà giocare in grosso e tornare ad allenarsi, così come Chiarella, quindi bisogna capire anche le condizioni fisiche, soprattutto, Marco, su un campo che si preannuncia pesantissimo, perché ti dico che qui a Messina in questo momento sta venendo giù di tutto a livello di pioggia, e siamo alla vigilia della partita. Ciccio, sei all'interno, che di solito ci fai vedere zone di Messina anche carine dai tuoi collegamenti. Oggi sta venendo giù di tutto, quindi bisogna vedere pure le condizioni del campo quali saranno. È un Messina che comunque ha trovato il successo di Giuliano in maniera pesante, soprattutto col gol di Marco Crimi, un messinese, andando a risultare sotto la curva, dando proprio quella sensazione di senso di appartenenza che non si sentiva da un po' di tempo. È stato ricordato un po' il gol di Giuseppe Rizzo contro il Taranto quando stava poi il Messina 2 anni fa, poi il gol spareggio di un altro messinese di Noragusa nel play-out con la Gelbison. Si sta cercando di costruire questo filo un po' per creare questo entusiasmo, è importante, ma è legato tutto comunque all'aspetto societario, perché si è fermato tutto. Di Invest non si fa più trovare dalle cordate da cui ha ricevuto le offerte, le lettere di intenti, anche la proposta di
finanziare da parte del gruppo americano la parte finale del campionato attraverso un finanziamento, una grossa sponsorizzazione. Si sta cercando un po' di unirsi tutti per conservare questa categoria che è fondamentale. Ripartire dall'eccellenza o dalla Serie D, ma soprattutto dall'eccellenza, sarebbe veramente una cosa drammatica per una piazza come quella di Messina. Quindi l'aspetto sportivo si interseca, si coniuga con quello o comunque che si vive fuori dal campo. Come sempre è stato in questa stagione, fra parentesi, Francesco, esatto. Purtroppo. Andiamo alla probabile formazione. Andiamo a vedere quella che può essere la probabile formazione. Non dovrebbe cambiare tantissimo, considera che è tornato un Bravano dopo le 3 giornate di squalifiche, è stato impegnato in nazionale, quindi si è allenato anche ad un certo ritmo e potrebbe giocare come terzino sinistro, considerato che Ingrosso non sta bene, anche Averi, quindi potrebbe giocare lì Ghianfi al posto di Lia, che come detto non è nelle condizioni fisiche migliori. Noi mettiamo Buche dal centro in regia, perché comunque a Giuliano, una volta che è entrato lui, è cambiata la partita. E poi in attacco il peso di Luciani, che in questo momento sta attraversando un buonissimo periodo di forma, con Tordini e Pedicillo, che sono 2 giocatori che possono creare e possono dare anche imprevedibilità. È chiaro che ti ripeto, secondo me dipenderà anche molto dalle condizioni del terreno di gioco, che tipo di partita impostare da parte dei banchieri. Grazie Francesco Triolo, un saluto, ciao. Grazie a voi, una buona giornata. Allora, ritorniamo a parlare del Catania, lo facciamo con la fase di possesso, Ermanno, andando a vedere l'altro taglio che hai preparato proprio sull'attacco dell'area su palle laterali. Sì, è una palla laterale, uno sviluppo laterale. Vediamo proprio l'attacco dell'area, che secondo me è un ottimo attacco dell'area. Peccato perché qui secondo me le scelte potevano essere fatte con un po' di forse ricercatezza maggiore, perché come ho sottolineato dal video, c'è sia Frisenna sul secondo palo sia Lunetta che sta entrando dentro, che hanno delle zone libere. Addirittura Frisenna qui su questa palla laterale è praticamente sul secondo palo completamente lasciato da solo, poi viene coperto ovviamente quello spazio, ma Lunetta che subentra su quel varco centrale che avevamo visto anche prima col taglio del Trapani, potrebbe essere un'idea anche andare non solo sull'appoggio sul secondo o sul giocatore centrale, ma anche un appoggio a rimorchio potrebbe essere un'idea, anche perché Lunetta ci ha fatto vedere di essere anche molto bravo nell'andare anche di prima intenzione. Il gol col Messina ne sottolinea questa qualità, andare bene a ricercare la porta con un tiro sia da fuori sia dal limite. Questo tipo di giocatore, poi appunto anche Frisenna abbiamo visto, poi invitano con i suoi piazzamenti, con i suoi inserimenti, appunto a giocare anche in questo modo. Frisenna ha dimostrato a partita in corso di essere un giocatore che può dare brio, può dare energia anche in una posizione un po' più defilata. È stato protagonista a Latina e anche domenica ha fatto delle buone cose. Sì. Quindi si è trovato questo spazio e se lo sta tenendo anche stretto, ovviamente, dell'infortunio di Guglielmotti, e quindi può dare energia nei momenti finali della gara. Nel taglio del Trapani difensivo della fase di possesso abbiamo parlato di 2 linee molto statiche con lo spazio in mezzo. Andiamo dalla parte opposta, andiamo al Catania per capire appunto come il Catania proverà a smarcarsi fra le linee. Il Catania che detto diciamo un po' dalla maggior parte di chi ha messo le probabili formazioni in questi giorni, dovrebbe continuare con quelli che sono l'idea dei 2 tre quarti, quindi di giocare con i 2 giocatori tra le linee. Ma questo lo diciamo dopo, adesso però l'idea tattica diciamo del Catania nelle ultime settimane è proprio questo, e vediamo qui proprio dal taglio un esempio di giocata dal centrocampista centrale direttamente sul giocatore tra le linee, che è Gimenez, che trova benissimo questo spazio che ho chiamato half space, perché è uno spazio a metà tra le linee di difesa e centrocampo, ed è poi molto bravo a fare un controllo orientato col petto, a preparare il tiro e poi a calciare in porta. Poi il Catania sulla seconda palla è un po' sfortunato con Lunetta, però quella come rigore, ma
ma questo lo sappiamo, cioè, a parte questo. Come ti ho fatto vedere prima col taglio sul Trapani, potrebbe essere una contrapposizione tattica che può portare in qualche modo giovamento allo sviluppo offensivo del Catania, però qua diciamo Jimenez secondo me poteva fare molto meglio, diciamo, durante tutta la partita col Crotone domenica scorsa, però qui ha fatto un'ottima giocata, un ottimo, poi vedi anche la qualità del giocatore che riesce in un tocco a girarsi, a guardare e ad analizzare qual era lo spazio per poter calciare, e lo fa anche discretamente bene, poi viene stoppato col braccio. Diciamo un'idea tattica, un principio tattico da poter rimarcare, anche perché e soprattutto da sfruttare, considerando quello che abbiamo visto in casa Trapani. Calci d'angolo, si porta ovviamente tutte le torri lì in area anche per creare superiorità, no? Sì, diciamo che ultimamente il Catania sembra ricercarla questa situazione qua, ma ne ero sicuro perché Toscano l'avevo analizzato l'anno scorso un pochettino con dell'Al Cesena ed era un suo forte, oltre anche un po' alle ripartenze, ma perché aveva dei giocatori offensivi con spiccate caratteristiche di gamba, però è un allenatore che ha vinto 5 campionati, quindi conosce la Serie C, e la Serie C per il 40-45% sono gol tutti da calci piazzati, quindi doveva sfruttarla meglio questa situazione qua, e da Messina, ma anche da Monopoli io direi in poi, ha fatto vedere di lavorarci tanto durante la settimana, e proprio contro il Crotone si va a verificare una giocata, diciamo, strutturata, vedi, con le freccette bianche sono i 3 giocatori davanti che in qualche modo disturbano i movimenti dei giocatori, dei difensori del Crotone, che stanno marcando a zona, mentre i 3 giocatori, diciamo, più alti, più rappresentativi, ovvero Di Gennaro, Gherardi e Quaini, vanno tutti e 3 sul secondo palo, si crea un 3 contro 2, ovviamente dove i giocatori che vanno a saltare sono di una stazza diversa, però è ottima sia la preparazione sia poi l'intervento aereo di Gherardi, e poi non bravissimo, è anche un po' sfortunato Quaini nel tap-in, diciamo, ecco, quella ha un... Parlando di pericolosità tiro, certamente. XG tiro, sicuramente un tiro del genere ha una pericolosità del 0.95, come quello devi far gol, in sintesi, è quasi sicuramente gol. Se un XG da rigore vale 0.8, un XG da lì che è a 4-5 metri dalla porta è un XG quasi pari a 1. Ermanno, è la varietà delle soluzioni con cui il Catania ora arriva ad essere molto pericoloso. Ci sono 3-4 situazioni studiate in allenamento, diverse da una domenica all'altra, perché le altre squadre poi ti studiano, che portano il Catania a essere finalmente abbastanza pericoloso sui calci d'angolo. Sui calci d'angolo, ma sui piazzati. Ma in generale anche, mister, proprio perché l'hai citato tu, no? La varietà non solo sui piazzati, ma che comunque è un lavoro dove ci serve tempo e serve concentrazione da parte di tutti gli interpreti, ma è un lavoro che ho visto anche qualche piccolo taglio, no, degli allenamenti del Catania sulle pale laterali. Ci lavora tanto, ci stanno lavorando tanto, e vediamo che ogni palla laterale viene attaccata in maniera diversa. Prima mi ricordo un po' nei periodi un po' più bui del Catania era la soluzione palla laterale, cross per Inglese, speriamo che faccia qualcosa, speriamo che si inventi qualcosa. Adesso invece, come abbiamo visto anche dal taglio finale, cioè dal taglio, diciamo, di prima, dove c'erano Frisena, Jimenez e Lunetta che attaccano l'area, l'attaccano tutto in maniera diversa, ognuno ha la sua zona di riferimento da attaccare, e ovviamente così crei avere più giocatori durante le fasi dell'allenamento è certamente importante sotto questo punto di vista. Ci fermiamo, torniamo fra pochissimo con gli ultimi messaggi da casa e poi vediamo le probabili formazioni del Provincia. L'abbiamo già visto quella del Trapani, vedremo anche quella del Catania fra poco. Eccoci qua, ultima parte, siamo praticamente in chiusura, ma ancora c'è tempo per qualche messaggio da casa. Anna. Eccomi con gli ultimi messaggi. Ci scrivono: Toscano si è trovato in una situazione che non conosce fino a ieri. Lui è troppo abituato a lottare per i primi posti e non ha saputo trovare le contromosse, frenato anche dagli infortuni. Ora vedo che anche il tecnico è più centrato. Invece Benedetto da Catania ci domanda: è chiuso anche lo spazio aereo, e se ci andassi con la mongolfiera? Scherzo. E chiudo con questo messaggio che ci arriva da Milano. Ci scrivono: buongiorno a tutti, il Catania adesso più che mai non deve mollare e bisogna crederci, forza Catania, da Michele. Noi, Michele, siamo tutti d'accordo con te.
Pensavo che chiedesse anche lui da Milano se poteva prendere i biglietti, visto che la mongolfiera è una buona idea, tutto sommato, non so, sullo spazio aereo non saprei francamente. Andiamo a vedere, grazie Anna, andiamo a vedere le probabili, rifacendo vedere quella del Trapani che abbiamo visto con Cammarasana, chiaramente su Cagl mettiamo il punto interrogativo, che ovviamente il giocatore è appena arrivato, bisognerà capire, Antonini ha detto che lo vuole vedere in campo, ma non è detto che proprio parta dall'inizio, però è una soluzione chiaramente per il Trapani. Per quanto riguarda invece il Catania, abbiamo riproposto quella che è il sistema di gioco in voga in casa rossazzurra fino ad ora, con il 3-4-2-1, ma anche negli interpreti probabilmente ci potrebbe essere Montalto dall'inizio in attacco, che di Erice, no? Esattamente, superato poi il problema che l'aveva frenato con il Crotone. Per quanto riguarda il centrocampo c'è il ballottaggio De Rossi di Tacchio, ma noi propendiamo, facciamo 51-49 su De Rossi, vedremo poi se ci sbaglieremo ovviamente. Lì di dietro invece, come diceva giustamente Alberto Cigalini, ci sono due cambi, Allegretto che va a sinistra, Del Fabbro che prende il posto di Gennaro. Vi dico anche che Gherardi nella giornata di ieri ha avuto un piccolo affaticamento, poi è tornato in gruppo, per cui ci sarà per la partita, però è un giocatore in questo momento troppo importante per il Catania, come abbiamo detto, e questo è il 3-4-2-1 di Napoli in questo caso, perché Toscano, lo ricordiamo, è squalificato. Andiamo poi agli arbitri per chiudere la contesa. Probabilmente mi sembra che l'arbitro sia di Milano, sì, non è il signore che ha scritto prima, no. È ovviamente Luca De Angeli, e poi la signora Veronica Martinelli di Seregno, che sarà l'assistente insieme a Stefano Franco di Padova, e poi Fabrizio Ramondino il quarto ufficiale. Ci dicono dalla regia che possiamo chiudere, anche perché siamo proprio un po' fuori tempo massimo. Grazie Carlo Breve. Grazie a te Marco, buon pomeriggio a tutti. Grazie Ermanno Florio. Grazie Marco. Grazie a te Anna. Grazie a te Marco, io vi ricordo che l'appuntamento è venerdì prossimo alle 14:30. E io ricordo invece ancora l'appuntamento di domenica alle ore 14, diretta stadio, ci saremo noi da Trapani, insomma vi daremo tutto il pre-partita e poi la telecronaca affidata ad Angelo Patanè e a Carlo Breve, poi una diretta che andrà avanti fino alle interviste post gara. Ci vediamo domenica con diretta stadio, con preview, appunto venerdì prossimo, ciao!